Il silenzio e poi l'emozione di sentire il Signore delle Cime cantato proprio da loro, gli alpini, insieme, uniti come sempre per festeggiare la nuova sede a Bavaria di Nervesa, una struttura attesa da tempo. Da qui, ci dicono, partiamo ancora più forti. Il traguardo raggiunto, un nuovo punto di partenza e sicuramente una bella festa dopo tanti anni di sacrifici, perciò grazie a tutti, grazie. A chi è stata dedicata questa nuova sede? Questa l'abbiamo dedicata a Don Carlo Gnocchi proprio per la grande umanità di quest'uomo, di questo prete che ha avuto nel corso della sua vita, insomma, perciò ritenevamo giusto dedicarla a lui proprio per l'umanità che anche gli alpini svolgono nelle loro attività. In tanti questa mattina hanno voluto essere presenti, numerose le penne nere, ma anche i familiari e i semplici cittadini, insieme in una grande festa. Poi ricordo rivolto a chi non c'è più. Quel cappello alpino, segno a memoria di tutti gli alpini di Bavaria andati avanti. A prendere la parola anche il presidente dell'ANA di Treviso, Marco Piovesan. Un momento veramente particolare, importante per l'associazione, ma soprattutto per il gruppo, per tanto lavoro di questi anni, tante difficoltà per arrivare a questo obiettivo, però la tenacia, l'orgoglio e l'amore alpino hanno avuto la meglio. Assieme alle penne nere, i muli delle Salmerie di Vittorio Veneto. Questi muli sono la storia, io nel militare avevo il mulo e così siamo qua, tutti amano il mulo e questi sono muli, quelli dell'esercito sono già andati avanti, l'ultimo iroso e questi sono la storia, anche questi, per continuare questa storia. E non poteva mancare la foto dell'ultimo mulo alpino iroso, matricola 212, morto qualche tempo fa. Un'inaugurazione che ha coinvolto, come fanno sempre gli alpini, l'intero paese. Auguri a tutti quanti di una buona continuazione e sempre viva gli alpini, viva l'Italia!